Buonasera a tutti, io sono Lara Del Colle, educatrice professionale, con me c'è Anna Laura Trombetta, psicologa e musicoterapeuta, poi tra la platea c'è anche il dottor Luigi Bianchini, neuropsichiatra, e la dottoressa Patrizia Lucchesi, psicologa e psicoterapeuta. Noi abbiamo portato un lavoro che è un laboratorio di musicoterapia che abbiamo svolto all'interno del servizio in cui lavoriamo, che è il Polo Adolescenti dell'ULSS 3 Serenissima di Mestre. È un servizio che si rivolge a adolescenti, o meglio preadolescenti, fascia 12 fino ai 21 anni, e offre sostegno psicologico, sostegno educativo e anche chiaramente vengono seguiti anche a livello neuropsichiatrico, e poi c'è tutta una parte consultoriale. Mi soffermo sulla parte appunto dedicata al lavoro con gli adolescenti. Abbiamo pensato a un laboratorio di musicoterapia proprio per agganciare gli adolescenti che più difficilmente vengono agganciati a livello di colloquio clinico, o comunque di dare anche ai ragazzi agganciati a livello clinico, di dare un'esperienza di gruppo, soprattutto a quei ragazzi. Il target era più legato ai ragazzi con isolamento sociale, con tratti di alessitimia e con difficoltà relazionali. Sono in questi 2 giorni stiamo ripetendo, e noi non possiamo altro che confermare l'idea della musica come un linguaggio che va oltre il linguaggio non verbale, e noi proprio abbiamo voluto focalizzare il nostro lavoro rispetto a dare proprio un canale altro di comunicazione. Vedete nel poster, purtroppo non abbiamo portato slide, ma vedete nel poster che il laboratorio era stato pensato appunto per 8 partecipanti, condotto dalla dottoressa Trombetta e da me. Erano 8 incontri settimanali di 1 ora e mezza ciascuno. Gli obiettivi erano nello specifico quello appunto di dare un'occasione di relazionale, appunto proprio basata sulla relazione tra i pari, implementare le risorse, le capacità di relazione dei ragazzi e dargli proprio uno strumento di comunicazione in più. Anche noi abbiamo usato 2 tipi di test, che erano il CGAS, Children Global Assess and Functioning, che misurava il grado di funzionamento globale dei ragazzi prima e dopo gli incontri, è stato fatto dagli operatori, e il TAS, che è proprio la Toronto Alessitimia Scale, proprio misurava il grado di alessitimia, quindi il grado di interesse o non interesse, diciamo, rispetto alla vita in generale, mi viene da dire, proprio il grado di coinvolgimento dei ragazzi. Passo la parola alla musicoterapeuta per gli aspetti più pratici, diciamo. Molto brevemente abbiamo utilizzato sia l'improvvisazione in modo da poter accrescere un linguaggio musicale e in modo da poter fargli aumentare la consapevolezza di sé e della propria individualità, oltre che in altri termini accrescere il proprio ISO, quindi la propria identità sonora individuale. E poi abbiamo utilizzato, quindi c'è stata sia una parte improvvisata e gruppale, dove si potevano suonare diversi strumenti insieme, sia anche una musicoterapia più a livello recettivo, quindi dove abbiamo richiesto ai ragazzi di portare delle loro canzoni, noi abbiamo portato delle nostre canzoni, in modo da tirare anche a livello verbale dei temi e poterne discutere insieme. E all'inizio sì, abbiamo fatto più anche magari attività più ludiche, in modo da poi accrescere e farle diventare più gruppali, più sintonizzate. Un ultimo flash rispetto ai risultati. Allora, rispetto appunto, se gli obiettivi erano il favorire e potenziare le caratteristiche e le risorse individuali, è stato un obiettivo che abbiamo visto raggiunto anche a livello della valutazione, quindi un aumento del livello di funzionamento globale e sociale. L'altro obiettivo è quello di offrire proprio un'attività stimolante che stimolasse nuovi interessi e nuove modalità di espressione, e questo ha trovato riscontro rispetto alla diminuzione del livello di alessitimia, quindi il potere attivante della musica insieme all'attività gruppale, chiaramente. La facilitazione della relazione tra pari, lo abbiamo visto tra di noi ieri,
tra sconosciuti, figuratevi tra preadolescenti con difficoltà relazionali. Anche questo è un obiettivo appunto che abbiamo visto in una minore inibizione, una minore irrequietezza e anche una maggior sempre creatività. Non erano molto dissimili dall'approccio che abbiamo avuto noi ieri, che magari appunto i non esperti rispetto all'uso delle percussioni o all'uso di strumenti non maneggiati. Da ultimo, quello che abbiamo parlato ieri, oggi, la musica come strumento di espressione di sé. Quindi un obiettivo appunto raggiunto rispetto alla condivisione delle parti di sé, c'era tutto un lavoro rispetto appunto all'utilizzo dei testi delle canzoni, l'estrapolare dalle canzoni le parole chiavi, e per i nostri ragazzi è stato proprio un modo di esprimere se stessi. Il nostro obiettivo era anche quello un po' di farli creare ai ragazzi stessi dei testi, ma forse era un po' presto o quantomeno 6-8 incontri erano troppo pochi per un obiettivo del genere, però ci siamo ritenuti soddisfatti comunque rispetto al grado di integrazione e di interazione che hanno avuto i ragazzi. Grazie. Grazie. Grazie dell'intervento. Invitiamo il terzo lavoro che è stato presentato. C'è un terzo lavoro. Lorenza e Alessandra, potete accomodare? Alla fine poi di questo intervento avremo un attimo di tempo per parlare con Rosella dell'intervento loro e discutere un po' insieme. Ci dedichiamo un po' di tempo, che è prezioso non perdere anche, come dire, la vibrazione del momento, no? Prego, se siete pronte. Salve a tutti, allora non abbiamo i poster per mostrare i nostri lavori, ma ci è stato chiesto poco tempo fa di presentare, in piena regola ci diamo all'improvvisazione. Ecco, noi tutti ben conosciamo l'importanza della musica nella vita di ciascuno di noi, ma già ancora prima della nascita. E a fianco all'importanza della musica, quello che mi preme ribadire è l'importanza della relazione. Una relazione si costruisce tramite le parole, ma prima ancora si costruisce tramite i suoni, tramite le percezioni. E questo è perfettamente in linea con quello che è anche il concetto di cura ai tempi nostri, che si è evoluto grazie a tecniche che si servono appunto non tanto di parole quanto più di suoni, e in queste fra tutte la musicoterapia. La musicoterapia che consente di creare processi di simbolizzazione che vanno a bypassare quello che è il verbale per accedere all'universo intrapsichico e interpsichico. All'interno della salute mentale è uno strumento molto importante di elaborazione, rielaborazione e di costruzione di immagini e significati, e lo vediamo benissimo nei nostri pazienti, nelle attività che vengono condotte regolarmente presso i centri di salute mentale, in particolare ai Colli, dove da più di 10 anni lavorano molto bene gruppi di musicoterapia con una grandissima costanza e impegno da parte dei pazienti. E proprio a questo proposito, all'interno del gruppo di lavoro, è nata l'idea di trovare delle dimensioni da indagare per poter esaminare quanto effettivamente questa musica, accanto alla relazione, potesse fare qualcosa in più di una semplice valutazione, diagnosi, tutto quello che è l'iter che noi benissimo conosciamo. È stata quindi condotta una ricerca circa ormai 3 anni fa, in cui sono stati somministrati dei questionari per valutare fondamentalmente dimensioni relative all'ansia, alla depressione, alle relazioni interpersonali, prima dell'attività di musicoterapia nello specifico. E a distanza di 2 anni sono stati risomministrati gli stessi questionari per verificare effettivamente quella che la ricerca scientifica ci chiede essere una significatività, che forse è quello che serve per provare al mondo e ai colleghi che le cose effettivamente funzionano. Ecco, io adesso posso dire che significatività rilevanti non ne sono emerse. Però quello che è emerso, e nella mia esperienza personale l'ho toccato proprio con mano, è stato l'impegno da parte dei pazienti, quanta emozione e quanta costanza è stata impiegata nel lavoro che abbiamo fatto assieme, che probabilmente ha cambiato loro, anche se non è stato testimoniato dai dati, ma
parlando per me, che ho potuto partecipare, ha cambiato tanto anche me e penso tutti i miei colleghi. Ricollegandomi a ciò che giustamente la mia collega ha espresso, io vorrei indagare, e io parlerò della musicoterapia, dell'aspetto musicale che è stato indagato in 3 dimensioni diverse, appunto sempre al Centro di Salute Mentale ai Colli. Ci sono stati, vi parlerò del confronto tra 3 gruppi diversi, dal piccolo gruppo al gruppo del laboratorio con l'incanto al grande gruppo dell'acquario musicale. Praticamente nel post che ho appunto scritto ho espresso le tre importanti differenze tra questi 3 gruppi. Nel primo la musica, appunto musicoterapia, è stato comunque un mezzo prettamente terapeutico. Il piccolo gruppo è formato da comunque 7, massimo 10 persone e comunque al suo interno in questo gruppo comunque la musica è stata utilizzata come terapia, a differenza del laboratorio musicale con l'incanto, in cui comunque il numero dei partecipanti è nettamente più grande e inoltre sono stati introdotti anche delle persone che non hanno a che fare con i pazienti, che non sono operatori né tirocinanti, ma sono appunto i cittadini, persone che volontariamente hanno voluto contribuire, hanno voluto partecipare a questo gruppo. Se nel primo gruppo la musica viene utilizzata con scopo prettamente terapeutico e quindi anche le assenze, le presenze vengono calibrate, vengono comunicate e si indagano aspetti profondi di ogni persona che partecipa, nel secondo la musica, appunto come ha espresso la mia collega, bypassa il simbolico, sempre per esprimere ciò che i pazienti non riescono a comunicare verbalmente, ma è un ambiente anche emotivo e socializzante rispetto al primo. E nel gruppo dell'acquario musicale, come avete ben notato ieri, questo gruppo è composto da un cerchio interno, un cerchio esterno. L'anno scorso appunto il cerchio esterno era formato appunto dalle persone dai commentatori e poi c'era la platea appunto che ha potuto commentare anch'essa l'esperienza. Ogni anno si indagano temi diversi e quest'anno appunto la regola è l'eccezione e come avete potuto vedere il cerchio interno appunto di solito è formato da un gruppo di persone che inconsapevolmente vengono invitati a partecipare a questo esperimento, diciamo, innovativo. Di solito nell'acquario musicale, a differenza dei 2 altri gruppi, le persone coinvolte sono comunque professionisti, persone comunque esperte, cioè specialisti, non appunto un gruppo di pazienti che esprimono attraverso la musica e verbalmente i loro vissuti. Il gruppo esterno è composto da persone appunto che commentano l'esperienza per poi arrivare appunto a una conclusione come anche ieri siamo arrivati. E praticamente nel mio lavoro è emerso che la musica è un mezzo potente, come espresso anche la mia collega, che viene utilizzata sia come mezzo terapeutico sia come medium emotivo e socializzante. Grazie.